Giorni di grave emergenza maltempo in Veneto, cosa deve fare a questo punto la Regione per rispondere a questo stato di crisi del territorio? Ma intanto bisogna evitare polemiche inutili e sterili, non è il momento dello scontro politico, è il momento di intervenire rapidamente per da una parte risolvere le emergenze che sono in atto, montagna, i territori allagati, le difficoltà legate anche a alcune attività economiche, agricoltura e mondo della pesca. Quindi intervenire rapidamente con tutte le forme organizzative e di coordinamento per rispondere a questa emergenza. Poi bisogna costruire un tavolo che non si chiude ogni volta che è passata l'emergenza. Bisogna che la settima commissione, per esempio, organizzi rapidamente e chiami a questo tavolo tutte le responsabilità tecniche, i geni civili, magistrato alle acque, forestali, per fare il punto della situazione, capire che c'è un'emergenza continua sul fronte della tutela dell'ambiente e quindi bisogna investire, bisogna avere la capacità di mettere risorse aggiuntive e soprattutto di avere un piano generale di intervento, perché ci siamo accorti che ormai i temi della maltempo stanno diventando elemento costante del nostro territorio e quindi bisogna avere una strategia e un progetto su cui giocare il ruolo della Regione Veneto.